Ci troviamo a Semonzo, che è una frazione di Borso del Grappa, precisamente in via Semonzetto al numero 21. Ebbene, questa mattina alle 5:55, proprio dentro a questa abitazione, si è consumata una tragedia, una morte sul lavoro. Indagano i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, è intervenuto anche il SUEM di Crespano, vittima un 67enne, Dario Gasparin. Per i carabinieri, anche con il passare delle ore, non vi sono dubbi. Si è trattato di un tragico incidente. Come detto, non erano ancora le 6 del mattino quando l'uomo che faceva il commerciante ambulante di latticini, come ogni mattina, aveva finito di caricare il proprio furgoncino che teneva parcheggiato a casa. Le cause di quanto accaduto nell'immediato dopo sono chiare a tutti. Il furgoncino in retromarcia si è messo in movimento sulla strada in discesa fino ad andare a schiacciare il commerciante contro un muretto vicino, procurandogli così il decesso. A scoprire quanto accaduto è stata la moglie, che non lo ha visto rientrare a casa per salutarla. Prontamente chiamati i soccorsi del SUEM di Crespano, intervenuto sul posto nell'immediatezza dei fatti, catalogando quanto accaduto come incidente sul lavoro. Gli stessi sanitari hanno effettuato una prima chiamata dal posto ai vigili del fuoco, chiamata poi ritirata una volta constatato il decesso, che è stato stabilito con il passare delle ore essere sopraggiunto per politrauma da schiacciamento. Sul posto, per i rilievi di rito, come detto, anche i militari dell'Arma della stazione di Pieve del Grappa, che ci hanno confermato nel tardo pomeriggio che si è trattato di un tragico incidente. Dario Gasparin, che era nato in Svezia ma ben conosciuto per la sua attività, lascia moglie e 2 figli.